con la consapevolezza di poterlo costruire insieme a persone appassionate, competenti e libere, dichiaro aperto l'801esimo anno accademico dell'Università di Padova. L'Università di Padova chiude ufficialmente i festeggiamenti per gli 800 anni ed entra nel suo nuovo secolo di vita. L'801esimo anno accademico registra 23.000 nuove immatricolazioni con una quota studentesca internazionale che copre l'11% degli iscritti, segno che l'Ateneo resta tra i più popolari in Europa. Una delle sfide più ambiziose nel futuro dell'università è quella che arriva dai fondi del PNRR, con progetti di ricerca che ammontano a circa ad un totale di 151 milioni di euro e vedono coinvolti 780 persone tra docenti, ricercatori e dottorandi. Solo nella nostra realtà dal PNRR, oltre ai fondi per le infrastrutture, per la ricerca, sono previste 133 nuove assunzioni di nuovi ricercatori di tipo A, per cui questo sicuramente in parte cambierà il volto, così come i nuovi 150 dottorandi e dottorande che arriveranno con il PNRR. Un'università che guarda all'internazionalizzazione, ha detto nel suo discorso la rettrice Daniela Mapelli, e che per farlo non può prescindere dal diritto allo studio che va garantito attraverso le borse di studio. Negli ultimi 5 anni la nostra università, oltre ad aver sempre anticipato la quota delle borse di studio agli studenti, ha anche investito di suo più di 25 milioni di euro e anche per quest'anno accademico il Consiglio di amministrazione ha deliberato 7 milioni e 400 mila euro per integrare in parte i fondi per le borse di studio. Dall'aula magna del Bo, dopo gli interventi istituzionali, suona il monito importante rivolto dalla rappresentante degli studenti Emma Ruzzon, che quest'anno ha parlato dello stress psicologico a cui spesso sono sottoposti gli universitari. Fare un ragionamento strutturale sulle azioni per, da un lato, agire sul lavorare sul benessere psicologico degli studenti, lavorando su uno psicologo di base, lavorando su maggiori presidi psicologici all'interno delle università, ma anche sull'analizzare il problema alla radice, ovvero perché le università sono competitive, perché è richiesta questa velocità, perché saltare una sessione d'esami è sempre di più vista come la fine del mondo, è un problema insormontabile che definisce il valore di una persona. Molto applaudito anche il discorso del professor Telmo Pievani, che nella sua prolusione ha focalizzato il dibattito sul ruolo della scienza nel rapporto tra l'uomo e la natura. La cerimonia dell'anno accademico si è chiusa con lo spirito della goliardia che, come da tradizione, ha regalato la gallina alla rettrice. Pos molestam, senectute, nos habebitumus, nos habebitumus. Odysseus. Buongiorno. Nuovo tribuno? No. Ce l'ho, ce l'ho.